beh, inutile lo stiamo qui a presentare, abbiamo già avuto altre volte ospite, ma si è candidato alla presidenza della regione Friuli-Venezia Giulia con un'altra regione, insomma un'alternativa possibile, no? Ed è questo un po' lo slogan che contraddistingue un'altra regione perché rispetto a quella di oggi? Buonasera a tutti, grazie per l'invito prima di tutto, ma lo slogan vero che contraddistingue la nostra campagna elettorale è la differenza. ed è questo proprio il motivo per cui un'altra regione questa volta farà la differenza. Farà la differenza in termini di proposte, farà la differenza in termini di approccio a quello che è la vita politica così come l'abbiamo vissuta soprattutto negli ultimi anni, che secondo me ha dato il peggio dello spettacolo che poteva dare, ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento della politica quando al voto per il rinnovo del Parlamento ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo, dove un movimento che fa dell'antipolitica ma che fa anche del voto di protesta lecito e anche giusto in certe occasioni secondo me, prende le percentuali che prende senza di fatto secondo me essere propositivo ma essere assolutamente distruttivo. Allora, col massimo rispetto che ho per tutte le forze politiche in campo, dico che noi potremmo fare la differenza nella regione in termini di condizionare quella parte di voto che vuole sentire delle proposte per la nostra regione, delle proposte innovative, delle proposte che non pensino solo a distruggere tutto quanto è stato fatto sino ad ora, ma che costituiscano davvero la differenza. Che costituiscano la differenza. Mancano 23 secondi, non abbiamo il tempo contingentato, ma abbiamo altre occasioni per stare assieme ovviamente a Bandelli. Ecco, e cosa si aspetta dai giovani? Ma il voto dei giovani è un voto importantissimo, un voto fondamentale. Mi aspetto che capiscano che la politica può essere ancora una cosa seria, può essere fatta con cuore e coraggio. Questo è stato uno dei primi slogan che ho usato quando sono uscito dando le dimissioni da una giunta in cui non credevo più nel comune di Trieste, quando ho deciso che poi la politica non finisse quel giorno in cui uno ha il coraggio delle dimissioni, in questo momento in cui tutti si tengono la sedia attaccata al sedere. Pensateci bene giovani, noi rappresentiamo veramente la differenza, quella speranza per voi. Grazie ovviamente a Franco Bandelli, un'altra regione candidato alla presidenza della regione Friuli-Venezia Giulia a diventare governatore, abbiamo altre occasioni dicevo di parlare con lui e allora andiamo a Udine.